E dunque siamo in vasca con la serie numero 2, ci sarà successivamente la prima serie che è anche l'ultima gara di questa sera. Ricordo al termine le premiazioni femminili e maschili, invito già da ora a portarsi per tempo in zona podio, terminata naturalmente la prima serie. Salin, Giulia, Eleonora Brotto e Giada Galizzi per le assolute, Jennifer Parolin, Vittoria Nicora e Beatrice Cocconcelli per le ragazze. Queste 6 atlete attese in zona podio al termine della prima serie maschile. E dunque presentiamo proprio questa prima serie, l'ultima gara del pomeriggio. Nuoterà in prima corsia, lo ritroviamo, il finalista assoluto nella rana e già campione giovanile, Riccardo Cervi, The Hacker. Alla 2 Matteo Marcat, Idros, in corsia 3 Matteo Cinquino, The Hacker. Anche lui ritroviamo in quarta corsia per il The Hacker, nazionale maggiore alle Universiadi di Taipei, già campione giovanile junior, Fabio Lombini. In corsia numero 6, colori della Leosport, anche lui lo ritroviamo, già parecchie gare quest'oggi, primatista ragazzo in 5 gare, già nazionale giovanile, vincitore del titolo di staffetta e finalista nel dorso individuale, Thomas Ceccon. Ritroviamo anche alla 7 Mattia Bondavalli, The Hacker, in 8 Leonardo Favretti, The Hacker, e fa il suo esordio in questo meeting in corsia numero 5. I colori sono quelli del team Veneto, quest'anno finalista agli assoluti negli 8 e 1500, ma soprattutto a Kazan i mondiali di fondo. Per lui 2 medaglie di bronzo, 5025 chilometri, e ai mondiali di Budapest di quest'anno 2017 ancora medaglia, l'argento nei 25 chilometri, Matteo Furlan. E dunque quella appena presentata, ancora ricordo l'ultima gara del pomeriggio, in acqua la penultima, ovvero la seconda serie, conduce Camilotto dalla seconda corsia, inseguono Raimondi e Bidoggia. Ricordiamo nuovamente che al termine della prima serie dei 400 stile libero procederemo con la premiazione delle ultime gare rimanenti, 400 stile libero femminili, con Giulia Salin, Eleonora Brotto, Giada Galizzi, Jennifer Parolin, Vittoria Nicora e Beatrice Cocconcelli, più tutti i ragazzi che dovranno essere premiati per i 400 stile libero ragazzi e assoluti maschi. Intanto siamo alla virata dei 350 metri con Stefano Raimondi che si è portato in prima posizione. Vale la pena ricordare il record della manifestazione che è di Francesco Peron del 2013, 3,54 e 27. E dunque sprint finale per Raimondi che completa la sua prova per il The Hacker Team. 4.00 e 21 si aggiudica la serie numero 2, rimane però il miglior tempo quello di Zausa che aveva nuotato 3.59.84. E dunque ci siamo, è l'ultima gara di questa sera,